Torniamo in diretta a Rebelotto ancora insieme fino alle 18:30 e tocchiamo un altro argomento che è da toccare dopo i fatti di Parigi, forse è addirittura l'argomento principale perché ci riguarda tutti quanti, ossia il rapporto che ogni città, ogni cittadino ha con la comunità musulmana della sua città. In ogni città ormai ce n'è una ed è, volente o nolente, importante capire la qualità del rapporto che queste comunità hanno con gli altri cittadini e con le amministrazioni. Noi abbiamo in collegamento il sindaco di Padova, Massimiliano Bitonci, che penso possa proprio dire la sua su come è stato gestito il rapporto proprio in questi giorni tra la comunità musulmana e l'amministrazione comunale. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ha fatto scalpore in un paese come l'Italia, non poteva essere altrimenti, la richiesta di Bitonci, il sindaco di Padova, di immediatamente dissociarsi oppure abbandonare la città. Questo è stato il tono della dichiarazione, che forse era necessaria però dopo quello che è successo e dopo le ambiguità che in qualche modo ogni giorno raccontiamo di tante comunità musulmane sui territori. Ma l'accusa è sempre la solita, perché si dice che noi vogliamo strumentalizzare questi fatti, quello che è successo in Francia. In realtà l'ho detto e ripetuto ai giornalisti e alle televisioni in questi giorni, basta andare a vedere le dichiarazioni di Massimo Bitonci, ma di Matteo Salvini, ma di tanti altri 10 anni fa, 15 anni fa, e sono le stesse, identiche. Noi non siamo cambiati, ma forse sono cambiati i tempi, questa è la realtà, e temi che una volta venivano sottovalutati sono diventati, purtroppo per tutti noi, perché questa è la realtà, bisogna dire purtroppo per tutti noi, dei temi estremamente reali, e la gente ha cominciato a aprire gli occhi. Ho paura però che sia troppo tardi, e lo dico francamente, lo dico da sindaco di Padova, da neosindaco da qualche mese, dove ho trovato una situazione difficile. Insomma, stiamo lavorando intensamente, anche con un ottimo riscontro da parte della popolazione, però purtroppo quando hai tassi di comunitari, extracomunitari che superano il 15%, in alcuni quartieri della città abbiamo anche il 30%, voi capite come la situazione non sia facile da gestire. E quando c'è un'immigrazione così pesante, così incontrollata, alla fine la paghiamo tutti, e nascono delle situazioni che sono assolutamente fuori controllo. Se penso che oltre a una moschea, diciamo, ufficiale che c'è a Ponte Vigo d'Azere, ci sono tutta una serie di centri culturali che purtroppo quelli sono fuori controllo. E allora noi inizieremo, io l'ho ripetuto continuamente in questi giorni, inizieremo un censimento per cercare di capire se poi sono a posto le norme urbanistiche, edilizie, perché come è noto insomma in questi centri culturali non sono nient'altro che delle moschee, e quindi le moschee, secondo la normativa edilizia urbanistica, devono andare dove possono andare i luoghi di culto, dove possono andare le chiese, ma non certamente su capannoni industriali o su fabbricati con altre destinazioni. Quindi io penso che un sindaco su questo possa fare molto. Molti sindaci anche in passato hanno vietato, hanno cercato di chiudere le porte all'apertura di nuove moschee e nuovi centri di cultura islamici, e le possibilità ci sono. Le norme molte volte non aiutano, però insomma io ho visto che in molti casi molto si può fare ancora. Ecco, non solo però un rapporto molto deciso del sindaco nei confronti dei leader della comunità musulmana, in questo caso di Padova, però Bitonci ha fatto qualcosa di più, perché c'è stata addirittura una circolare nelle scuole in cui si invitavano i genitori dei bambini musulmani a condannare quello che era successo a Parigi. È stata una misura che per i musulmani addirittura ha provocato alcune polemiche. Come oggi come risponde Bitonci a questa polemica? Ma ci sono ovviamente delle grosse contestazioni da parte di una comunità
che è sostenuta anche da un'altra componente che a Padova è presente ed è ancora molto forte, che è quella dei centri sociali. A Padova vive Max Gallob e tutto quel gruppo che tanti problemi ha creato in questi anni, non solo a Padova, perché li abbiamo visti molto attivi anche assieme ai Notav e in altre parti d'Italia, quando c'era da contestare, quando c'era da fare delle manifestazioni che poi alla fine sono finite sempre con violenza gratuita. Ecco, quindi purtroppo c'è anche questo fenomeno dove queste due comunità adesso si stanno spalleggiando una con l'altra. Ci sono delle manifestazioni come quella di sabato dove erano presenti sia ovviamente dei gruppi così di sinistra insieme a dei gruppi di musulmani. Ecco, noi comunque continueremo su questa strada, lo continueremo a fare come abbiamo sempre fatto dall'inizio, continuando a ripetere che queste comunità, in queste moschee non si professa certamente quello che è la libertà di culto. Questo è poco ma sicuro. In queste comunità, molte volte noi stessi cristiani veniamo visti come degli infedeli. Ci sono stati dei casi eclatanti nel Trevigiano dove in queste dichiarazioni, queste prediche fatte dagli imam veniva fuori di tutto, ecco. Quindi attenzione massima soprattutto in questo periodo perché purtroppo la situazione è molto pericolosa. Grazie mille Bitonci, soprattutto per quest'ultima denuncia che si collega con quello che ora voglio farvi sentire, appunto invece dell'imam di Cinisello Balsamo, quindi non stiamo parlando di un posto sperduto in America, ma molto vicino qui. Grazie intanto al sindaco di Padova, Massimo Bitonci. Grazie, saluto a tutti. E vi faccio sentire, questo è Usama El Santawi ed è il presidente della comunità islamica di Cinisello Balsamo. Questa è una sua intervista al Fatto Quotidiano, non alla Padania, del 29 agosto scorso, quindi lontano dai fatti di Parigi. Sentite che cosa dice. Mi piace quando faccio questi lanci e poi non funzionano, mi sento come quelle signorine del telegiornale, sapete, quando prendono il telefono e dicono scusate abbiamo un problema dalla regia, sì ce l'abbiamo grosso come una casa, il problema della regia, mi dispiace ascoltatori. Insomma, quello che dice, vediamo se adesso riusciamo a farlo ripartire questo filmato, vediamo, non riesci a trovare un attimo, ecco, vediamo se riusciamo a farlo partire dal Fatto Quotidiano, magari ve lo farò sentire domani. Posso solo darvi così l'anticipazione. Lui considera i musulmani in Italia schiavi, portatori di benefici, e aveva anche dichiarato: a me non piace minimamente il sistema democratico, in quanto in esso non trovo né la giustizia né l'uguaglianza. Queste sono le parole di Usama El Kantawi, che adesso riesco probabilmente a farvi sentire. Vediamo un po' se riusciamo a aprire l'audio. Reg, ce l'abbiamo? Io ho aperto l'audio qui. C'è volontà, ecco, da parte delle istituzioni italiane a trovare qual è la radice del problema e risolverlo il problema? I musulmani vengono umiliati nel mondo, a partire da tutte le guerre di cui non abbiamo parlato anche. Non abbiamo parlato della Somalia, non abbiamo parlato della persecuzione dei musulmani a Myanmar, Burma, non abbiamo parlato della persecuzione dei musulmani in Centro Africa. Parliamo solo dei musulmani cattivi in Nigeria, ma non parliamo dei pastori cristiani che benedicono quei cristiani che ammazzano i musulmani in Nigeria. Non parliamo del Chad, non parliamo delle malattie che si stanno diffondendo in paesi a maggioranza di musulmani, non parliamo più della fame, non parliamo di tantissime guerre. La Nigeria, citata orora da El Kantawi, è proprio il posto dove 3 bambine si sono fatte saltare per aria, 3 bambine kamikaze proprio ieri. Conosce i suoi diritti, che conosce cosa può aspettarsi e deve aspettarsi dalle istituzioni che dovrebbero garantirgli quei diritti.
Allora noi, le istituzioni qua, fanno finta di non vedere i problemi, continuano a fare pressione, a far pregare i musulmani negli scantinati, ad arrestare musulmani solo per aver osato parlare, e poi ci si morde la mano, o si fa finta di mordersi la mano, dicendo: ma da dove sono usciti questi 50 persone che si vogliono affiliare con Italia Gola o Tagliateste? Allora bisogna un attimino fare un passo indietro, e la colpa non è di quelle 50 persone, che avranno anche le loro colpe, ma la colpa è di tutte quelle istituzioni, e ci butto dentro anche i servizi segreti, i media, tutte le immagini che noi vediamo in TV, l'omertà nel parlare di determinate cose. Passando a quanto dice il Corano, le volevo chiedere se l'idea del califfato... Vi risparmio la risposta all'idea del califfato. Certo che è assolutamente il paradiso in terra per Usama El Kantaoui, però avete sentito che cosa diceva anche dei 50 terroristi, che già ad agosto si sapeva che erano questi 50 i terroristi che erano presenti in Italia. Quindi non c'è da dormire sonni tranquilli, ma noi qui a Radio Padania, nel bene e nel male, continuiamo a raccontarvi quello che magari gli altri non vi raccontano, e lo facciamo a modo nostro, cercando però di separare sempre i fatti dal commento, perché non è che parliamo di teorie astruse, partiamo da fatti, poi gli diamo la nostra lettura, però i fatti rimangono. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une... E non so se è piaciuto anche a voi sul Corriere della Sera di oggi Paolo Giordano, lo scrittore, quello della solitudine dei numeri primi, che ieri era a Parigi in manifestazione e ha scritto queste parole. Ha scritto: inutile legarlo. La libertà di esprimersi in ogni forma e su ogni soggetto è essa stessa un fanatismo, e radunati qui a decine di migliaia siamo noi stessi dei fanatici, perché convinti, senza se e senza ma, che la nostra sia la sola via corretta, perché se non veneriamo un libro ne veneriamo 100 al suo posto, e con quelli tutti i quotidiani, i periodici, le riviste satiriche, i blog, i canali video, e saremmo pronti a morire per essi. Quella di oggi perciò non è una semplice sfilata di pace o di orgoglio, né un corteo funebre. Se è in corso una guerra, nemmeno così assurda e asimmetrica come ce l'hanno presentata, quella di oggi è una marcia di un esercito. Le idee che si scontrano appaiono più che mai chiare, e a ognuno non resta che scegliere la propria parte, a prescindere dalla professione religiosa. È probabile che dopo una dimostrazione di tale portata il conflitto sia destinato a inasprirsi e che durerà a lungo. Nel frattempo offenderemo ancora e ancora saremo offesi, trucideremo e verremo trucidati, profaneremo e verremo profanati, ma tra la smania soffocante e mortifera dell'integralismo religioso e la libertà gioiosa e sfrenata di questa piazza ho pochi dubbi su chi prevarrà alla fine. Non Dio, ma la biologia stessa, che decide che chi è fatto per sopravvivere, e fra due strade sceglie sempre quella più vitale. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Tra poco Pierluigi Pellegrini, il suo punto politico, o meglio il suo punto e basta, e poi questa sera alle ore 21 speciale Oriana Fallaci su Radio Padania. E alle 21:30 il mondo di Tarkus, musica prog nel lunedì di Radio Padania. Non ci facciamo mancare niente. Moi je veux crever